ordinanza regionale, domani aperte tutte le medie e grandi attività commerciali, confermato invece lo stop del sabato per i negozi nei centri commerciali e resta tutto chiuso la domenica. Intanto sembra raggiunto il picco di contagio della seconda ondata, ma per il presidente Zaia continueremo a fare i conti con il Covid fino ad aprile, maggio e sulla scuola. Sbagliato aprire il 9 per poi richiuderla dopo pochi giorni. Lo avevamo incontrato nel nostro viaggio dentro la terapia intensiva di Treviso, le sue parole avevano commosso tutti, non ce l'ha fatta Bruno Osto, 69enne colpito dal Covid che sembrava in via di miglioramento. Si è avvalso della facoltà di non rispondere il 39enne marocchino che ha ucciso la moglie a coltellate a Cadoneghe. L'uomo resta in carcere, il suo difensore chiederà la perizia psichiatrica. Operaio romeno di 38 anni perde la vita in un incidente sul lavoro in un cantiere a Verona. L'uomo è caduto da un'impalcatura ed è morto sul colpo. Truffe agli anziani con la scusa del Covid, raffica di segnalazioni a Padova. In un caso una novantenne ha lanciato 4.000 euro dalla finestra credendo servissero per acquistare farmaci per il nipote malato. Nella prima giornata di Black Friday in centro a Treviso molta gente ma pochi affari. Federmova, iniziativa che serve comunque, ma alcuni negozi si dicono contrari. Edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. In primo piano le novità sul fronte emergenza Covid, a partire proprio dai dati del bollettino di Azienda Zero con gli ultimi numeri relativi a queste ultime ore. Sono 1552 i nuovi positivi in Veneto rispetto al report della mattinata. Complessivamente nella nostra regione nelle ultime 24 ore si registrano 3.394 nuove positività. Scende invece, seppur di poco, la pressione sulle aree non critiche dove si registrano meno 9 pazienti rispetto al bollettino della mattinata. Sono complessivamente al momento 2.585 le persone ricoverate, 323 invece in terapia intensiva. Purtroppo invece è ancora importante il numero dei decessi, se ne registrano 44 in Veneto nelle ultime ore. Intanto il presidente Zaia ha firmato una nuova ordinanza che prevede la riapertura domani sabato per le attività commerciali di medie e grandi dimensioni, quindi sopra i 250 metri quadrati, esclusi naturalmente i centri commerciali che rimangono chiusi nel fine settimana e domenica resta invece tutto chiuso. Avendo oggi noi introdotto questo principio unico a livello nazionale di un cliente ogni 20 abitanti e 20 metri quadrati, e quindi capite perché l'abbiamo introdotto qualche giorno fa, diciamo il sabato aprono tutti. Il presidente Zaia ha firmato una nuova ordinanza in vigore fino al 4 dicembre che predispone la riapertura domani delle strutture di vendita sopra i 250 metri quadri. Questo alla luce delle ultime misure che prevedono entrate contingentate nei negozi con l'esposizione di cartelli che indichino la capienza massima di clienti. Nei giorni festivi è vietato ogni tipo di vendita, allora abbiamo detto il sabato si apre e nei giorni festivi resta tutto chiuso. Sabato e domenica restano invece chiusi i centri commerciali come prevede il DPCM. E a proposito di DPCM, ieri c'è stato un incontro tra governatori e ministri Boccia e Speranza sulle misure che saranno inserite nel prossimo decreto. È un DPCM che tocca tutta la fase dell'inverno, quella dura. Sarebbe auspicabile, visto e considerato che stavolta la rincorsa si è presa lunga, che questo DPCM venga scritto assieme alle regioni. Dal governo la garanzia che nel caso si chiuda in montagna vi saranno i dovuti ristori e su questo fronte sono arrivate rassicurazioni anche per misure economiche a favore di quelle realtà penalizzate dalle ordinanze regionali. C'è un fondo di 250 milioni di euro dedicato a quelle pochissime regioni. Io già dico che il budget di 250 milioni è fiacco. Durante l'incontro con il governo è stato toccato anche il tema della riapertura delle scuole che, stando alle indiscrezioni degli ultimi giorni, potrebbe avvenire il 9 dicembre. Se è vero che il 9 a mio avviso è un errore perché è troppo a breve, perché apriamo per richiudere dopo 10 giorni a farla grande. Invece facciamo una data che sia plausibile, che può essere il 7 gennaio, il 20 gennaio, il 1 di febbraio. Tutto questo in un momento in cui i dati dell'epidemia dicono che potremo aver raggiunto il picco di questa seconda ondata, anche se, a detta di Zaia, continueremo anche nei prossimi mesi a fare i conti con il Covid. Io la vedo così, la vedo che noi avremo sta sinusoide che continuerà ad andare su e giù e ci accompagnerà fino almeno fino ad aprile.
E sit-in questa mattina proprio a Marghera, fuori dall'unità di crisi della Protezione Civile, per i commercianti di Treviso, Imprese Unite, che hanno incontrato il governatore Zaia. Siamo in ginocchio, abbiamo bisogno di certezze, dicono. L'emergenza Covid fa morti, ma rischia di farli anche la crisi economica. Adesso noi oggi abbiamo aperto il sabato, quindi domani è tutto aperto. Già qualcosa. Dopodiché il 3 scade tutto e non c'è più l'ordinanza. Vediamo cosa ne uscirà da DPCM, io spero che ci sia un allargamento, se i cittadini capiscono fare l'assembramento. Esatto. Più che una previsione, una tabella di marcia, quella fornita da Zaia ai rappresentanti di Treviso Imprese Unite in sit-in davanti alla sede della Protezione Civile di Marghera. Qui, nel luogo simbolo dell'emergenza del Covid in Veneto, i commercianti raccontano la loro di emergenza. Adesso il problema principale è la morte per Covid, ma andando avanti così, da gennaio si inizierà a parlare di morti di suicidio o comunque di aziende che andranno a morire mettendo in crisi famiglie numerose. In un documento consegnato a mano allo stesso Zaia, le richieste si sommano e riguardano anche i ristori governativi e la necessità di maggiori controlli proprio in funzione anti-assembramento. Chiediamo più controlli perché il vero problema per cui sono state fatte ordinanze di PCM è la gente che passeggia e che crea assembramenti, magari con la mascherina bassa e quant'altro. Però gli unici a essere puniti siamo sempre noi delle nostre attività. Altro fronte, la possibilità di programmare le proprie attività e la richiesta di questo ristoratore di Belluno. Anche chi comunque ha un bar o un ristorante deve saper pianificare la settimana, il mese. Limbo che interessa anche il comparto della moda. Poi l'abbigliamento era in sofferenza già da 2 anni, bisogna dire la verità. Questa è stata proprio la mazzata finale. Lo avevamo incontrato 2 settimane fa durante il nostro viaggio nella terapia intensiva dell'ospedale Cafoncello di Treviso. Bruno Osto purtroppo non ce l'ha fatta, dolore a Campo San Piero dove in tanti stavano facendo il tifo per lui. Ho visto un po' una fase critica, poi qui ho trovato gli angeli custodi che non so come ringraziare. Il suo grazie agli infermieri e medici del reparto di terapia intensiva del Cafoncello era stato profondo e sincero, così come reale era la speranza di essersi lasciato alle spalle il peggio. Bruno Osto, 69 anni, una vita da infermiere a Campo San Piero dove tra l'altro viveva, è invece morto nella notte. La sua battaglia contro il Covid l'ha combattuta fino alla fine, ma non l'ha vinta. A combattere con lui per settimane un intero reparto, in guerra ormai da 9 mesi contro un virus subdolo e senza pietà. Bruno era uno dei pochi pazienti coscienti che avevamo incontrato nel nostro viaggio nella rianimazione di Treviso, un uomo forte e in salute che forse aveva contratto il virus nel darsi agli altri. Facevo volontariato agli anziani e andando su una famiglia a fare una puntura, non so, forse c'era la figlia che l'ha portata e l'ho presa anch'io. Anche per questo aveva lanciato un appello semplice. Bisogna avere tanta precauzione, stare attenti. Pensava di tornare a casa Bruno e di riabbracciare i suoi cari, ma il Covid non ammette abbracci e la pietà di un mancato addio diventa la cronaca di un virus letale. Abito su un quartiere di medici e infermieri, sono tutti lì che mi aspettano. Forte diffusione del virus rispetto alla prima ondata pandemica, ma pari ricoveri in terapie intensive. L'USL 3 Serenissima traccia il quadro della situazione contagi. In 20 giorni registrati il doppio dei guariti rispetto a quelli registrati nei primi 8 mesi di pandemia. La pressione sugli ospedali è ancora gestibile. Dato altalenante dei positivi e stabilizzazione del numero dei ricoveri, fotografia che riassume gli ultimi giorni e che non rende merito ai numeri sulla diffusione del virus ancora importanti. Attualmente nel territorio di competenza dell'ULSS 3 si contano 7.540 persone positive, ben più di quelle individuate nella prima fase pandemica. Di queste 362 sono ricoverate, 41 in terapia intensiva, 9.479 sono le persone in isolamento. Si sono stabilizzati da alcuni giorni perché da ottobre agli inizi di novembre abbiamo avuto via via un aumento di ricoveri. Solamente in questi 3-4 giorni stiamo notando una stabilità nei nuovi ingressi in ospedale.
Il tutto rientra in un quadro che da inizio pandemia ha fatto registrare nella provincia di Venezia 19.809 casi. Il dato che salta all'occhio e che fa ben sperare è il progressivo aumento percentuale dei guariti. 20 giorni fa il totale delle persone contagiate e guarite era fermo a 2.811, mentre oggi è arrivato a 6.939 e quindi in 20 giorni, ha continuato il direttore Dal Ben, abbiamo registrato il doppio dei guariti registrati nei primi 8 mesi di pandemia. La situazione delle terapie intensive rispetto alla prima fase è un po' diversa, nel senso che avevamo molto più impegno delle terapie intensive nella prima fase. Noi nel nostro territorio siamo arrivati ad oltre 50 casi presenti nelle terapie intensive come punta massima a metà marzo. Attualmente siamo attorno ai 40 casi, alle 40 presenze nelle terapie intensive, quindi una presenza inferiore. Ma i posti in terapia intensiva attualmente non preoccupano, ha specificato il direttore. 20 sono ancora liberi, possono essere portati a 112 nel caso di necessità. Infine un focus sulla situazione contagi nelle case di riposo, in cui si contano 246 ospiti positivi in strutture e 161 gli operatori. La panoramica dei contagi a scuola, con 110 alunni attualmente positivi a fronte di un totale di 601 contagiati da inizio anno scolastico, dove sono le scuole primarie ad essere state maggiormente interessate. In prima linea nella lotta contro il Covid ci sono i soccorritori delle ambulanze. Abbiamo trascorso una giornata nella loro sede operativa di Padova, facendoci raccontare come si affronta un nemico invisibile come il coronavirus. È un servizio Covid questo? Sì, questo è un servizio Covid. Si stanno vestendo. Poi dobbiamo stare molto attenti a non essere contagiati. E quindi ci bardiamo assolutamente con la tuta bianca, la mascherina FP2. Sicuramente sentiamo la responsabilità, poi ci prepariamo psicologicamente per andare a fare l'intervento e poi insomma, siamo anche preparati per affrontare qualsiasi situazione. Abbiamo trascorso una mattina con gli operatori della Croce Verde di Padova. Le chiamate sono molte, vengono comunicate attraverso un tablet. Teoricamente non riferisce né febbre né tosse, però poi ogni volta che arriviamo è sempre una sorpresa. C'è una sorpresa. Sono molte le storie che i volontari e i dipendenti della Croce Verde padovana incrociano in questi mesi difficili. Persone che ci contattano e chiedono il nostro intervento, che in condizioni normali altrimenti si rivolgerebbero al medico di famiglia. E arrivi lì, riscontri che hanno dei parametri assolutamente normali e nessun sintomo specifico del virus, a quel punto optano per rimanere a casa, però la soddisfazione è quella di vedere che quantomeno si è riusciti a dar loro un contributo di serenità. Qui buongiorno, gli operatori rispondono al telefono, sia al privato che ai vari reparti, l'azienda ospedaliera. La situazione nella centrale operativa di Via Nazareth è frenetica. Quando le ambulanze rientrano devono essere subito sanificate. Vaporizza come aerosol il prodotto e quindi riempie tutta la camera di prodotto e nel giro di 2 minuti il prodotto agisce e appunto disattiva il virus. Alle mie spalle li vedete i presidi per la sanificazione delle ambulanze. Le ore di lavoro non si contano più. In questo periodo gli straordinari sono ordinari. Le protezioni, i protocolli però funzionano. I contagi tra i soccorritori sono pochi fortunatamente. Questo però non vuol dire che il virus non esista. Perché se da un lato è vero che troppo allarmismo può causare danni, ma qui non si tratta di fare troppo allarmismo, si tratta semplicemente di guardare i numeri. L'impegno di questi soccorritori è massimo, non chiamateli però eroi. Io mi considero una persona che è preparata a fare un lavoro, che fortunatamente fa con passione il lavoro che fa, vengo dotato delle competenze, ammesso che le sappia mettere a frutto, e degli strumenti per affrontare le situazioni. E quindi non trovo nulla di eroico. Conferenza stampa della dirigenza dell'Istituto Oncologico Veneto, sono 16 i contagiati, non ci sono però focolai, i protocolli restano rigidi per permettere a tutti le cure.
Diciamo che continuiamo a ripetere alcune cose proprio per dare la garanzia ai nostri utenti che l'accesso alla struttura è governato, proprio per garantire tranquillità a tutti. Continuano visite ed egenze allo IOV. Perché questo avvenga, le regole restano invariate. Per accedere ai reparti bisogna passare per il triage, mascherina e igienizzazione frequente delle mani. Tutti i pazienti vengono sottoposti a tampone prima di essere ricoverati. Se durante la prima ondata erano state sospese circa 600 prestazioni, tutte recuperate entro agosto, adesso invece sono sospese solo le attività libero professionale dei medici. Tutte le richieste di visite che erano riconducibili a una urgenza o classe B, quindi attività da effettuare entro i 10 giorni dalla richiesta, sono state effettuate comunque in regime ordinario, sistema sanitario regionale. Il personale viene controllato ogni 20 giorni. Ad oggi, su circa 1200 dipendenti, le positività al Covid sono 16, 8 all'ospedale di Castelfranco e 8 a Padova. Non sono focolai, ha assicurato la dirigenza dell'Istituto Oncologico Veneto. I contagi, infatti, sono a macchia di leopardo. Io mi sento sicuramente di tranquillizzare gli utenti, anche se non mi sento di dire che la situazione è facile. Per tutti, operatori e utenti, il periodo è difficile. Passiamo alla cronaca. Un operaio romeno di 38 anni è morto in un incidente sul lavoro in un cantiere a Verona. L'uomo è caduto da un'impalcatura ed è morto sul colpo. Secondo i primi rilievi della polizia e degli ispettori dello SPISAR dell'USL 9 Scaligera, stava smontando un'impalcatura nel cantiere della zona di Verona Sud quando l'asse che lo reggeva avrebbe improvvisamente ceduto e il 38enne è precipitato al suolo da un'altezza di 3 metri. Si è avvalso della facoltà di non rispondere il 39enne marocchino che ha ucciso la moglie a coltellate. L'uomo resta in carcere e il suo difensore chiederà la perizia psichiatrica. Ha scelto di non parlare davanti al giudice, si è avvalso della facoltà di non rispondere Gennati Abdel Fettah, il marocchino 39enne che martedì notte ha ucciso a coltellate la giovane moglie Aisha, madre dei suoi 3 figli. L'interrogatorio di garanzia si è svolto in carcere alla presenza del legale dell'uomo. Il pubblico ministero ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere. Il giudice si è riservato ancora qualche giorno per la decisione, ma l'avvocato non ha chiesto l'attenuazione della misura cautelare e quindi Abdel Fettah resta in cella. Giovedì il 39enne ha parlato per qualche minuto con il suo avvocato. È parzialmente sedato dai farmaci, affranto per quello che ha fatto, ha riferito poi il legale Fabio Targa, che ha fatto sapere che nei prossimi giorni potrebbe richiedere una perizia psichiatrica. Il marocchino ha detto di sentire le voci nella testa e in passato è stato curato in un centro di salute mentale. Gli inquirenti però indagano anche sulla possibile premeditazione del delitto. Per martedì invece è stata fissata l'autopsia sul corpo di Aisha. I 3 figli invece saranno affidati ai nonni che stanno arrivando dalla Sicilia. Truffe agli anziani con la scusa del Covid, raffica di segnalazioni alla centrale operativa del 113 nel Padovano. In un caso una novantenne ha lanciato 4.000 euro dalla finestra credendo servissero per acquistare farmaci per il nipote malato. Truffatori senza scrupoli, approfittando dell'emergenza sanitaria, hanno messo a punto un nuovo sistema di raggiro per derubare gli anziani. Raffica di truffe telefoniche a Padova, molte con la scusa del parente malato di Covid. Dal congiunto che ha bisogno di aiuti economici per cure particolari anti-Covid a finti operatori che con tesserini e divise false di Croce Rossa, Protezione Civile, aziende sanitarie e impiegati del comune entrano in casa offrendosi di fare tamponi o sanificare le stanze e razziano denaro e gioielli. Nella sola giornata di giovedì alla centrale operativa della questura di Padova sono arrivate 9 telefonate da parte di altrettanti anziani ultra ottantenni che sono stati raggirati. Purtroppo 2 di queste sono andate a buon fine. In 4 circostanze la tecnica è stata sempre la stessa. Il truffatore telefonico si è spacciato per la figlia della vittima che, avendo scoperto di essersi ammalata, ha chiesto ingenti somme di denaro per acquistare un costoso farmaco anti-Covid. Una signora
signora di 90 anni è stata chiamata da un finto nipote, dichiaratosi ammalato e credendo fosse vero ha inserito in un sacchetto diversi gioielli e 4.000 euro. Per evitare eventuali rischi di contagio l'ha lanciato dalla finestra del suo appartamento in zona Arcella ad una presunta amica della figlia giunta a ritirare la somma di denaro. Bisogna diffidare degli sconosciuti, anche se si presentano con divise di forze dell'ordine, quindi di polizia, di carabinieri, oppure con camici o vestiti da medici, perché potrebbero essere indumenti falsi e divise false. Ricordiamo che nessun medico e nessun infermiere si presenta a casa per effettuare visite a domicilio senza una preventiva campagna di informazione. Quindi ogni qualvolta ci si trova di fronte a questi sconosciuti, contattare il 113 o il 112. Cambiamo pagina anche nella Marca trevigiana, giornata di sconti e vendite, quella di oggi. Il Black Friday non sembra però, almeno oggi a Treviso, aver scaldato il commercio. Veniamo su da Ponte di Piave praticamente, siamo venuti a fare un giro, ma però c'è molta gente. Speriamo che questo sia un indicatore di acquisti. Tanta gente però pochi acquisti. È stata questa la sensazione del venerdì degli sconti e delle offerte, almeno in centro a Treviso. Sicuramente il periodo economico incerto, ma anche l'allungamento dei giorni con prezzi molto convenienti, non ha dato subito il risultato economico che molti negozi invece si aspettavano. Ma come mai così presto? Perché domani è chiuso, io ho la giornata libera oggi. Non sono favorevole al Black Friday, alle spese in generale così consumistiche. Non sapevo neanche che era venerdì, guarda, ormai ho perso il conteggio dei giorni. Dobbiamo prendere un regalo. Però approfittate di questo venerdì oppure perché avete la giornata libera? È perché abbiamo necessità di averlo nei prossimi giorni. Aspetta la moglie? Sì. Ma perché avete deciso di comprare oggi approfittando del venerdì? No, avevamo il giorno libero. Quindi il venerdì? Quasi tutti i venerdì. Non c'entra niente il Black Friday? No, proprio niente. Però ne approfitta, voglio dire, di questo venerdì di offerte. Ah sì, certo. Prendiamo solo quello che serve. Poi c'è chi questo tipo di promozione proprio non lo utilizza. Perché non lo fate? Perché i prodotti che proponiamo ai nostri clienti non meritano di essere deprezzati in questo momento. Chiara l'analisi di questa mattinata da un occhio attento ed esperto come il presidente di Federmoda Treviso, Guido Pomini. Rispetto al solito decisamente sottotono, ma c'era da aspettarselo per tanti motivi. Il primo è quello che ben conosciamo, poi anche perché nel tempo comunque quello che era il venerdì nero è diventata la settimana, insomma si è allungato un po' il periodo e quindi ovviamente si diluiscono anche un po' le vendite. Giornate come queste, settimane come queste hanno ancora un senso? Ma io credo assolutamente sì, però al di là delle scelte del singolo imprenditore, alcuni momenti come i saldi, Black Friday ed altro saranno sempre, come dire, se ben interpretati, molto interessanti per il commercio. Siamo in chiusura, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Agenzia Le Cirque. Per vendere o acquistare la tua casa, Agenzia Le Cirque. Professionisti al tuo servizio. Bentrovati al meteo. Una perturbazione investe parte del centro-sud, ma il nostro territorio rimarrà ai margini di questa bassa pressione e dunque il tempo si manterrà stabile. Nel dettaglio sul Veneto, nella giornata di sabato 28 novembre avremo foschie o locali nebbie sulle zone pianeggianti, spesso saranno anche fitte e persistenti, ma non mancheranno comunque ampie schiarite soleggiate. In montagna il cielo si presenterà sereno o al massimo velato. Temperature minime tra -3 e 4 gradi, valori massimi compresi invece tra gli 8 e gli 11 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui il cielo risulterà a tratti coperto in pianura, mentre sui rilievi sarà decisamente più sereno e limpido. Temperature minime tra 1 e 5 gradi, massime sugli 11-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, nessuna novità, soleggiato ovunque, il cielo sarà sereno o al massimo con qualche velatura a carattere sparso. Temperature minime intorno a -1, -2 gradi, massime sui 9-10 all'incirca.
Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Agenzia Le Cirque. Per vendere o acquistare la tua casa, Agenzia Le Cirque. Professionisti al tuo servizio.